Il Gioiosa ritrova la vittoria contro il Mister Bianco, interrompe così la striscia negativa di 3 sconfitte di fila e fa un importante passo in avanti verso l'obiettivo salvezza. I biancogranata di Silvestri si impongono al Vasi con un gol per tempo grazie alle reti di Franzino e Giovagnoli, lasciandosi alle spalle il momento poco brillante. Gara praticamente a senso unico, con l'11 di casa che a più riprese tenta di sbloccare il match. Ci prova per primo Franzino, ma il suo sinistro si perde di poco alto. Poi la punizione di Giovagnoli non inquadra di poco il bersaglio, quindi ancora Giovagnoli da fuori chiama Scandura alla parata in tuffo, mentre la zuccata di Touré da pochi passi non c'entra lo specchio della porta. Vantaggio che i biancogranata trovano comunque al minuto 42, quando Franzino raccoglie l'invito di Touré e di testa da 0 metri fa 1-0 per i suoi. Per il classe 92 si tratta invece della sesta rete in campionato. Nella ripresa Gioiosa ancora in avanti e subito vicino al raddoppio con Pino, che di testa manda di un soffio al lato. Insiste la squadra di casa e al 52esimo Franzino, ben servito da Bruno, spara alto da posizione vantaggiosa. Un minuto dopo la signora Valentina Scalzo mostra il rosso diretto al difensore del Gioiosa Verdura per fallo da ultimo uomo su Caruso, ma il fischietto ennese su indicazioni del primo assistente Surrusca revoca l'espulsione per una posizione di fuorigioco di partenza del capitano del Mister Bianco. Poi però il Gioiosa torna a spingere e ci vuole una super parata di Scandura per negare a Barez la gioia del gol. Nell'occasione l'estremo ospite si fa male e deve essere sostituito dal suo secondo Bonfiglio. Il neoentrato si rende subito protagonista disinnescando il colpo di testa di Touré. Spinge la squadra granata che al 70esimo coglie anche il palo con Bruno. Gli sforzi dei locali vengono premiati però al minuto 78, quando Giovagnoli col sinistro indirizza alle spalle di Bonfiglio l'invito di Pino, facendo così Gioiosa 2 Mister Bianco 0, e per Giovagnoli si tratta della seconda rete in campionato. Nel finale i padroni di casa provano a rimpinguare il risultato, ma il tentativo di Bella prima viene respinto dal portiere, poi quello di Barez non c'entra lo specchio della porta e infine il destro di Sidoti da pochi passi finisce al lato. Il 2-0 finale consegna al Gioiosa il punto numero 33 in classifica. Biancogranata che si portano al momento in settima posizione a più 5 sulla zona play-out, mentre il Mister Bianco, che incassa la 10ª sconfitta di fila, rimane fermo all'ultimo posto con 6 punti.